lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesa, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi. Vi per sempre grazie, Papa Francesco. Il mondo dello sport continuerà a pregare per te. Per sempre grazie. Buonasera a tutti e benvenuti al Pala del Mauro di Avellino per la 26esima giornata del campionato futsal Serie A. Quest'oggi la Sandro Abate sfida la capolista Meta Catania, campione d'Italia in carica. Qualche secondo fa il direttore Pavarese ha appunto letto le parole per ricordare il Papa Francesco, che è scomparso questa settimana. Domani ci saranno i funerali, quindi le partite domani del futsal sono state posticipate a domenica. Quest'oggi quindi per la Sandro Abate, per consolidare la zona playoff, mentre il Meta Catania per mantenere la prima posizione. Due squadre che comunque vengono da un ottimo periodo di forma. Tanto vediamo dalla telecamera della nostra regia il Catania, la Sandro Abate che viene da un 2-2 contro appunto la Came Treviso, mentre il Meta Catania ha vinto contro il Vinuditalim Padova. A breve ci sarà il minuto di silenzio fra le due squadre. All'andata ci fu una brutta sconfitta della Sandro Abate. Tutto pronto per l'inizio. Foto di rito anche per la Meta Catania. Sandro Abate che è già pronta. Sandro Abate che quindi senza pesante oggi. Manca il bomber Ghi per squalifica. Manca anche il mister Piero Basile, squalificato nell'ultima giornata di campionato, che appunto ha portato un pareggio. Minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco. Applausi dal Pala del Mauro. Classico tocco della palla di Gianluca Parisi. A breve quindi ci sarà l'inizio, 17 precise. Ricordiamo il campionato che è stato fermo per parecchio tempo, per 2 settimane, prima per le nazionali, poi per le festività di Pasqua. Vediamo, c'è forse qualche problema al pallone. Alex e Musumeci che si parlano. Dovrebbe essere tutto ok. Parisi controlla il pallone. Avellino che è in festa per la promozione appunto dell'US Avellino in Serie B. Vediamo se la Sandro Abate proverà a fare il colpaccio proprio contro la Meta Catania, una delle squadre più forti di questo campionato, inutile nasconderlo. Alex sul punto di battuta. L'arbitro fischia e si inizia. Massimo Abate verso Kenji. Subito prova in profondità per Alex, braccato da Silvestri, guadagna la rimessa il Meta Catania con Carmelo Musumeci, capitano del Meta Catania, capitano della nazionale italiana. Scambia con Tim, sale Tim, Musumeci, Kenji su di lui, poi si trascina il pallone fuori, rimessa laterale per
la Sandro Abate, che ha 8 punti di vantaggio sul nona in classifica, che è il Padova, a 5 giornate dalla fine. Quindi con una vittoria blinderebbe l'8° posto. Vediamo. Abate prova a servire Alex, Tim blocca, fa ripartire la squadra. Michele Podda prova a servire Pulvirenti, Kenji lo intercetta all'inizio, poi Musumeci, Silvestri, attenzione a Silvestri, prova a caricare il destro, finta, poi Musumeci fermato da Kenji, subito il Meta Catania prova a fare la partita, la Sandro Abate che si difende con Massimo Abate quest'oggi nel ruolo di centrale, almeno all'inizio, mentre Alex da pivot, forse per l'assenza di Ghi. Vediamo, Musumeci fermato da Alex, ancora Alex, chiama Gabriel Pina, ex dell'incontro, poi Pulvirenti, Kenji lo ferma, Alex, ancora lui, Alex fa salire la squadra, cade a terra, non c'è nulla, dice l'arbitro, contropiede del Meta Catania, attenzione, Podda, il tiro, Parisi, subito primo intervento dopo un minuto di gioco per Gianluca Parisi, che è stato convocato nell'ultimo giro della nazionale di Samperi. Vediamo. Pulvirenti, serve Musumeci al volo, ci mette la mano Gianluca Parisi. Ancora rimessa, anzi corner per la Meta Catania. Pulvirenti, Musumeci, c'è un po' di spazio, prova il tiro, blocca Parisi, serve Gabriel Pina. Pina, ancora lui, Abate, qui sbaglia, Podda intercetta, ancora Podda all'indietro verso Silvestri, intercetta la Sandro Abate, riparte con Alex, Gabriel Pina, serve Kenji, Musumeci su di lui, Abate, Kenji, Gabriel Pina, Alex, Kenji, scambia bene la Sandro, Gabriel Pina, si fa vedere Massimo Abate che di prima serve Kenji, ottimo pallone per il numero 13 della Sandro Abate, Kenji danza sul pallone, poi Pina, Alex, pressato da Podda, ancora Alex, fa salire la Sandro Abate, qui voleva un fallo, Alex che protesta, intanto viene ammonito verbalmente, primi cambi anche per il Catania, Anderson, Turmena e Bocao dovrebbero entrare subito nell'incontro. Qui Abate intercetta con la testa, cambia tutto il quintetto praticamente a breve la Meta Catania. Vediamo qui Musumeci, stoppa di petto, Bocao, ancora Podda, supera Abate, il pallone però è uscito, rimessa laterale per la squadra di casa. Tante sostituzioni per il Meta Catania, dentro anche di Alluca, dentro Turmena. Vediamo, Abate, Alex, serve, prova a servire Kenji, pallone completamente sballato, riparte la squadra ospite con Turmena, prova a servire Podda, ancora Abate, poi Kenji, pressato da Bocao, guadagna la rimessa il giocatore ospite, esce Podda dentro Anderson, anzi esce Pulvirenti, scusate, attenzione Turmena, il tiro, pallone vicinissimo allo specchio della porta, prima occasione importante per il Meta Catania con il numero 17 Turmena, respira un pochettino la Sandro Abate, esce Abate dentro Botta, Parisi prova a servire Galletto, non riesce a tenere il possesso, vediamo Bocao, Turmena, Bocao, Turmena, scambiano, poi prova a tenere il possesso palla Anderson, ma non ci riesce, ma recupera il pallone la Meta Catania. Vediamo Turmena, calcia, pallone che esce di 1 metro fuori dalla porta di Parisi.
Tanto l'allenatore del Meta Catania, Juarra, prova a spingere i suoi. Galletto prova a servire Alex, non si capiscono i due. Tim, classico possesso del Meta Catania. Tim avanza, calcia, e questa potrebbe essere una delle armi del Meta Catania questa sera. Galletto, Kenji, Alex non riesce ovviamente a prendere questo scavetto del numero 13 della Sandro Abate. Rimessa laterale in favore del Meta. Palazzetto che si sta riempendo nonostante l'orario un po' particolare. Vediamo. Galletto commette fallo invece il numero 14 Bocao. Primo fallo dell'incontro e del Meta Catania. Kenji verso Botta. Botta spazza Bocao sul soffitto senza pensarci. Vediamo Kenji. Galletto, Kenji, ancora Galletto. Pallone che esce, rimessa laterale per il Meta, che come dicevo è a quota 55. Prima posizione. In uno scontro insieme alla Feldiebole e il Napoli si racchiudono in 2 punti le 3 squadre. Un po' più staccata la Roma. Vediamo ancora Turmena, calcia, Parisi, Turmena, poi il tiro di Anderson e ancora Parisi, forse con l'aiuto del palo, poi l'arbitro fischia. Palla alla Sandro Abate. Parisi, Bocao, Anderson, Bocao, Turmena, ancora giro palla della Meta Catania. Turmena, Bocao, Dialluca, serve Anderson, Botta lo bracca, vediamo ancora Botta, prova il tacco Anderson, rientra Gabriel Pina, esce Alex. Partita tosta per la Sandro Abate. L'assenza di Ghi comunque è una rotazione importante. Vediamo Gabriel Pina. Qui un po' di contrasti tra Pina e Bocao. Rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Di Luccio è entrato anche lui. Tante rotazioni per il Meta Catania. Una rosa completa che ha affrontato anche la Champions League ovviamente. Tim fa salire la squadra, ancora Tim. Dialluca, Turmena, Dialluca, Bocao, prova a servire Anderson, anticipa Gabriel Pina, poi Galletto, Pina, Botta, Di Luccio, Botta, salta Anderson, ancora Botta, spinto, fischia, secondo fallo del match. 0-0, equilibrio qui al Del Mauro. Galletto, qui Turmena riesce a tenere in campo Dialluca il pallone, poi attenzione, qui ci stava arrivando Pulvirenti. Rimessa dal fondo però per la Sandro Abate. Sono passati 6 minuti dall'inizio. Vediamo Galletto, Di Luccio prova a servire Abate, Tim spazza, Musumeci di testa, prova a tenere il possesso il capitano della nazionale italiana. Galletto prova a servire Di Luccio, ancora Musumeci, intercetta. È rientrato anche Podda e Silvestri, quindi si rinizia col quintetto iniziale il Meta Catania. Vediamo Di Luccio, scavetto anticipato da Michele Podda, altro giocatore che è stato convocato da Samperi in nazionale. Galletto
sul punto di battuta. Di Luccio, rimessa laterale, 13:48 alla fine della prima frazione. Qui prova il tiro Gabriel Pina, Tim, poi Musumeci di testa verso Pulvirenti, il tiro di Pulvirenti, Parisi, e poi Abate salva con l'aiuto del palo. Si salva la Sandro Abate, attenzione ancora Abate, Pina, contropiede con Galletto, prova a servire Pina, c'è un po' di spazio, Galletto non ci arriva, emozioni questo ultimo minuto. Carmelo Musumeci, Silvestri, Podda, Silvestri, pressato dalla Sandro Abate, Pulvirenti, Abate con pressione, qui commette fallo il numero 10 della Sandro Abate, che viene anche ammonito. Rimane a terra Pulvirenti. Ecco qui l'azione, qui grandissima parata di Gianluca Parisi, poi sbatte sul palo e Abate salva. Ammonito Massimo Abate per l'ultimo fallo, primo fallo per la Sandro Abate. Podda, ancora Podda, prova a servire Musumeci, la butta in mezzo, qui Alex salva. Il pallone sarebbe andato sui piedi di Pulvirenti davanti a Parisi. Vediamo Pulvirenti, Musumeci al volo, c'è la deviazione di Di Luccio, rimessa laterale per il meta. Qui pericolo, Pulvirenti praticamente salva il pallone sulla linea. Vediamo, Musumeci è pronto a battere la rimessa. Podda, Podda, ancora lui, fa salire la squadra. Tim, qui Pina intercetta, Tim però ritorna. Musumeci, ancora lui, Musumeci, Silvestri, prova il tiro, intercetta Gabriel Pina e poi Alex Abate. Si trascina però il pallone fuori, il numero 10 della Sandro, il capitano. Silvestri, Podda, Pulvirenti, prova il tiro, ancora Parisi, salva la Sandro Abate, ennesima parata per il numero 12, portiere della nazionale italiana. Podda, Musumeci, Pulvirenti verso Silvestri, blocca ancora Parisi che prova a servire sulla corsa Antonio Di Luccio, si gira Di Luccio, blocca Tim. Musumeci, serve Podda, grande pallone di Musumeci, ancora Parisi e poi Podda la butta fuori, ha fatto un paratone Parisi, poi Podda l'ha buttata fuori. Intanto qui Alex spintonato, si spintona con Silvestri, forse ottiene la rimessa laterale. Sì, rimessa laterale per la Sandro Abate. Alex, Gabriel Pina, Massimo Abate, Alex, Kenji anticipato, poi Gabriel Pina, attenzione c'è un po' di spazio, Alex verso Massimo Abate, la butta in mezzo, salva Carmelo Musumeci. Si salva qui il meta Catania, fiammata della Sandro Abate. Alex, serve Gabriel Pina, c'è la deviazione ancora del capitano. Alex, dopo
Un bel inizio del Meta Catania, sta rispondendo la Sandro Abate. Alex la butta in mezzo, Tim che prova a servire sulla corsa Giovanni Pulvirenti, il pallone però esce, rimessa per la Sandro Abate. 11 minuti alla fine del primo tempo, ancora 0-0. Pina, Kenji, Pina, salta il giocatore del Meta Catania, Silvestri, recupera il possesso, Silvestri il tiro, ancora Gianluca Parisi, rientra Bocao, viene subito servito, Bocao, Musumeci, ancora Musumeci, serve Turmena, finta, Massimo Abate su di lui, ancora Turmena, serve Bocao, blocca Gianluca Parisi, Kenji, Gabriel Pina, ancora Kenji, attenzione qui, stava per perdere il possesso, rischia la Sandro Abate, Bocao, spazza Abate, poi rimpallo, il pallone però finisce nelle mani di Gianluca Parisi. Alex qui, salta Giovanni Polvirenti, ancora Alex, pressato da Musumeci, poi Pina, c'è un po' di confusione, poi Kenji prova a girarsi, lo ferma Turmena e time out in favore della Sandro Abate. Partita molto equilibrata fra le due squadre, un buon inizio da parte del Meta Catania, poi da qualche minuto la Sandro Abate ha provato a rispondere, ovviamente l'assenza comunque di Ghi è un'assenza importante, però vediamo. Sandro Abate che comunque, come dicevo all'inizio, ha 8 punti di vantaggio sulla nona. L'ottavo posto garantirebbe agli uomini di mister Piero Basile l'accesso ai playoff. Ovviamente invece il Meta Catania vorrebbe arrivare primo nella regular season per avere più vantaggi possibili poi nella fase finale, nei playoff dello scudetto. Tutto pronto per l'inizio, manca praticamente la metà del tempo, del primo tempo, 10 minuti. In panchina, come detto all'inizio, non c'è mister Piero Basile per squalifica, c'è il suo sostituto, il suo vice, Vinicio Comella. Vediamo. Pallone qui direttamente fuori. Quindi Sandro Abate manca ancora qualche punticino per stare tranquilla per la zona playoff. Team, pressione di Alex, Bocao, Dialluca, Turmena, prova il tiro, Parisi e poi botta. Sandro Abate che si sta difendendo bene. Rimessa laterale, Dialluca sul punto di battuta. Tutta la dirigenza anche del Meta Catania nella tribuna centrale del Pala del Mauro. Bocao, Anderson prova a sfondare la difesa, il tiro, c'è la deviazione di Alex, probabilmente decisiva, il numero 5 della Sandro Abate, salva il risultato. 0-0 ancora qui al Del Mauro. Ancora Bocao, pallone di poco fuori. Ora il Meta ritorna a fare la partita. Alex, Kenji, un po' di possesso per la Sandro Abate. Gabriel Pina, pressato da Turmena, Dialluca, prova il tiro, ancora Gabriel Pina, poi contropiede, anzi no, perché Anderson ci mette il piede, guadagna la rimessa la Sandro Abate. Ecco qui la mossa di
mister Piero Basile, classica mossa di mister Piero Basile per mantenere alta la squadra, con il portiere di movimento a 9 minuti dalla fine del primo tempo. Ha messo in difficoltà tanti avversari sia in campionato che nella Coppa Italia. Vediamo Kenji, Alex, Galletto ovviamente portiere di movimento, Kenji, Alex, Anderson pressa alto, Alex supera la grande Turmena, Pina, Galletto davanti a Tim, praticamente con la spalla il portiere del Meta Catania. Occasione per la Sandro Abate, Pina, Kenji, Alex, dà indicazioni il numero 5. Blocca il gioco praticamente mister Piero Basile qui. Attenzione, rimane a terra Dialluca probabilmente. Vediamo cosa è successo. Chiede l'intervento dei sanitari subito. Vediamo cosa è successo. Dovrebbe essere Dialluca a terra. Appoggia in un brutto modo il piede di Alluca, vediamo, rimane a terra. Speriamo nulla di grave per il giocatore del Meta Catania. Rimane a terra, attenzione. Silenzio al Del Mauro. Poggia male il piede nel replay, almeno così è sembrato. Speriamo nulla di grave per Dialluca, un grande giocatore. Tanto chiedono l'intervento dell'ambulanza, dei sanitari con la barella, vediamo. Serve la barella, dicono i sanitari. Il match comunque perde un giocatore di livello importante. Davvero un peccato. Sì, si tratta proprio di Dialluca. Viene applaudito sportivamente dal Pala del Mauro. Dialluca, in lacrime, il giocatore del Meta. Previsto l'intervento comunque dell'ambulanza con la barella, quindi in lacrime Dialluca. Gli auguriamo il meglio. Non serve, però comunque in lacrime il giocatore numero 7. Ovviamente l'incontro riprende. Accertamenti per Dialluca, rincuorato dai compagni di squadra in panchina. Bocao, vediamo, la palla dovrebbe essere della Meta Catania. Musumeci, ancora Musumeci. Turmena, il tiro e Pulvirenti sulla controbattuta la butta dentro. 1-0 per la squadra ospite, che subito trova il gol dell'1-0 dopo l'infortunio di Dialluca. Il gol di Pulvirenti. Rivediamo nel replay, amici di Vivo Azzurro, qui Turmena. Calcia in mezzo,
Pulvirenti col piattone la butta dentro. Vediamo Kenji, prova la risposta alla Sandro Abate, qui spazza il pallone direttamente in tribuna stampa. Rimessa laterale per la Sandro Abate. In lacrime di Alluca. Alex. Kenji, ancora portiere di movimento per la Sandro Abate. Kenji qui non riesce a tenere il possesso, rientra subito Parisi. Musumeci. Pulvirenti. Musumeci. Ancora Musumeci, prova a girarsi. Rimessa laterale. 7 minuti e 49. Ancora il tiro del Meta Catania, intercetta Gabriel Pina che prova il contropiede. Pina la butta in mezzo, ha provato un semitiro, pallone alto, voleva probabilmente buttarla in mezzo, gli è uscito questo tiro cross. Musumeci. Pulvirenti, intercetta Kenji. Ancora Catania con Musumeci. Prova il tiro Kenji. E ancora Tim. Turmena. Lo lascia a Tim. Sale la Meta Catania. Tim calcia. Parisi risponde a Tim, il suo collega. Musumeci al volo. Parisi blocca Alex. Kenji anticipa Giovanni Pulvirenti. Alex. Galletto. Pina. Parisi. Pulvirenti. Galletto. Kenji. Prova a saltare l'uomo. Poi Pina. Ancora possesso per la Sandro Abate. Ancora Gabriel Pina. Calcia. C'è la deviazione di Turmena. Parisi. Prova a servire Galletto, aggancia bene, la tiene in campo, poi sbaglia il passaggio. Turmena, ancora Turmena. Kenji su di lui, Turmena attacca per Musumeci, Bocao. Musumeci, Turmena, Pulvirenti, Bocao. Qui toccato da Galletto, altro fallo per la Sandro Abate, ammonito anche Gennaro Galletto dopo Massimo Abate. Poi ci accerteremo delle condizioni di Alluca anche per tranquillizzare gli amici di Catania che ci stanno sentendo. Turmena sul punto di battuta. C'è anche il presidente del Meta Catania vicino proprio al giocatore infortunato. Vediamo, Turmena sbaglia lo schema. Rimessa laterale, anzi rimessa dal fondo per la Sandro Abate. Mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Amici di Vivo Azzurro, 0-1 il risultato, il gol di Giovanni Pulvirenti. Per ora stanno maturando i 3 punti per la squadra ospite. Vediamo qui Silvestri. Prova il tiro. Parisi. Galletto. Qui gamba altissima da parte di Turmena. Proteste e ammonito anche il vice allenatore Vinicio Comella. Chiedeva un fallo di Turmena. Gamba alta. Probabilmente ci stava. Però rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Poi perde il possesso. Pulvirenti prova a servire Podda. Galletto lo ferma.
Rimessa laterale per la Sandro Abate. Alex prova a far correre Gabriel Pina. Musumeci sul punto di battuta. Serve Tim. Tim. Pulvirenti. Podda. Musumeci. Silvestri. Musumeci. Podda. Pulvirenti. Podda. Calcia. Pallone alto. Ci prova il Meta Catania. 5 minuti e 15 alla fine del primo tempo. Partita comunque buona per la Sandro Abate, che si sta difendendo, sta provando in contropiede a mettere in difficoltà il Catania, però vediamo. Pulvirenti, Alex, Abate, intercetta Giovanni Pulvirenti, rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Anderson, Musumeci, Carmelo, Podda, il tiro di Silvestri, Parisi col piedone, poi Musumeci altissimo. Parisi, Abate, Gabriel Pina prova a servire Alex, Silvestri lo anticipa. Altri 4:36 prima di andare negli spogliatoi. Vediamo Alex, Pina prova a servire Galletto, Silvestri, Tim. Ancora prova a servire Podda, blocca Parisi, era solo Michele Podda. Poi pallone direttamente fuori di Gianluca Parisi. Rimessa laterale, partita comunque ancora in bilico. Musumeci, Podda, qui spinto Vincenzo Botta da Anderson. Terzo fallo della Meta Catania, riparte col portiere di movimento la Sandro Abate con Di Luccio, rientra anche Kenji, prova a metterlo in difficoltà. Meta Catania, Sandro Abate che ci prova già nel primo tempo col portiere di movimento. Kenji, Alex, 4 minuti. Kenji, Gabriel Pina, sale la Sandro Abate, Galletto, Tim, poi ancora Galletto, Silvestri, salva. Rimessa laterale per la Sandro Abate, ha salvato Tim. Vediamo. Alex, Kenji, Alex, Podda su di lui, Alex serve Di Luccio, la butta in mezzo per Gabriel Pina, il pallone esce, peccato, occasione per la Sandro Abate. Tim verso Podda, Alex intercetta e poi sbatte vicino al paletto con il fianco e rimane a terra Alex. Rimane a terra Alex. Subito i sanitari vicino a lui, però dovrebbe essere tutto ok. Ma che occasione ha avuto la Sandro Abate per pareggiare. Un gran pallone di Di Luccio in mezzo per Gabriel Pina, che non riesce a inquadrare la porta. Peccato. Tutto ok, Alex si è ripreso, ha salvato. Riparte il Catania con Podda all'indietro verso Tim. Tim, Alex su di lui. Musumeci, Kenji lo ferma e recupera il possesso, poi commette fallo
Musumeci, il quarto per il Meta Catania. Mancano 3 minuti e mezzo. Di Luccio, portiere di movimento. Rientra anche Bocao. Kenji. Juanra. Chiama lo schema difensivo. Alex. Kenji. Alex. Gabriel Pina. Alex. Pina. Alex. Possesso palla ora per la Sandro Abate, che prova a addormentare il gioco. Prova una fiammata che potrebbe dare il pareggio. Vediamo Alex. Galletto. Pina. Alex. Galletto. Alex. Galletto. Alex. Due minuti. Kenji. Pina. Intercetta Podda. Ancora rimessa laterale per la Sandro Abate. Alex. Gabriel Pina. Alex. Chiama calma il giocatore numero 5 della Sandro Abate. Prova a servire Galletto, che con la punta serve Pina. All'indietro ancora per Alex. Kenji. Prova a accelerare. Alex. Gabriel Pina. Salta l'uomo. Ancora Pina. La butta in mezzo. Si salva il Meta Catania. Ci prova la Sandro Abate. È ancora viva la squadra di mister Piero Basile. Rimane col portiere di movimento a 1 minuto e 40 dalla fine del primo tempo. Si asciuga il parquet intanto. Pina. Alex, riparte il gioco, vediamo Alex. Kenji. Alex. Pina. Alex. Pina. Alex. Kenji. Alex. Di Luccio verso Pina e trova il pareggio la Sandro Abate. Una grande azione della squadra di mister Piero Basile. Trova l'1-1 col portiere di movimento. Pina. Rivediamo. Alex trova Di Luccio che di prima serve Gabriel Pina, che da solo porta il risultato sull'1-1. Si riapre quindi l'incontro 1-1 fra le due squadre. Team fiammata della Sandro Abate, che come dicevo con il portiere di movimento mette in difficoltà tutte le squadre. Rimane a terra intanto Galletto a 1 minuto dalla fine. È rimasto a terra Galletto. Uno a uno il risultato. Pina, l'ex dell'incontro, ha risposto a Giovanni Pulvirenti. Risultato importante che sta maturando in questo primo tempo. Comunque la Sandro Abate
se la sta giocando a viso aperto. Tim Juarra prova a chiamare i suoi. Attenzione qui, Turmena, Parisi, Turmena, ancora Turmena, salva Galletto, poi Bocao, ancora Galletto, salva. Applausi del Mauro per il numero 9. Sta per chiamare il time out, anzi no, Juanra che torna all'indietro. Poi qui Galletto fa un sombrero a Giovanni Pulvirenti. Rimessa laterale per la Sandro Abate. Gabriel Pina prova a servire botta. Musumeci, rimessa laterale per il Meta. Attenzione Tim, qui un po' di distrazione per il Catania. Qui Tim non rischia, la butta fuori. Pressione da parte di Botta. 19 secondi, la Sandro Abate chiude in avanti, almeno per il momento. Pina, Alex, ancora Alex, Gabriel Pina la butta in mezzo, il pallone che esce, 13 secondi, Tim prova a servire Turmena, Parisi, grandissimo intervento da parte di Gianluca Parisi. Tim, 8 secondi, Musumeci, vediamo se prova Musumeci, poi qui il pallone era fuori, dice l'arbitro, quindi rimessa laterale per la Sandro Abate. 5 secondi alla fine del primo tempo. 1-1. Per il Meta Catania Giovanni Pulvirenti, mentre per la Sandro Abate proprio l'ex dell'incontro Gabriel Pina. Primo tempo che sta per concludersi, 5 secondi. Però sappiamo che questo gioco, futsal, anche un secondo può fare la differenza, quindi godiamoceli questi ultimi 5 secondi fra due grandi squadre. C'è un po' di astio tra Turmena e Parisi. Pulvirenti di testa, si chiude il primo tempo. 1-1 tra Sandro Abate e Meta Catania. Intanto Turmena che discute con Parisi. Amici di Vivo Azzurro, noi ci fermiamo per questa pausa e ci vediamo fra poco per il secondo tempo. Amici di Vivo Azzurro, ci risiamo, eccoci per il secondo tempo tra Sandro Abate Avellino e Meta Catania, risultato in perfetta parità 1-1 fra queste due grandi squadre. Speriamo saranno in lotta fino alla fine per conquistare lo scudetto. Il Meta Catania per cercare di riconfermarsi, la Sandro Abate per essere la sorpresa. Eccoci qui. Ci arrivano notizie dalla dirigenza del Meta Catania. Si è girato leggermente il ginocchio di Alluca, però poi ovviamente bisogna fare tutti gli accertamenti. Tanto cambio di portiere, dentro Siqueira, esce Tim Siqueira che ha un grandissimo tiro da fuori. Vediamo Musumeci, il capitano del Meta. Musumeci, ancora lui, Musumeci. Il tiro, c'è forse una piccola deviazione di Massimo Abate, infatti l'arbitro indica il corner. Dicevo 1-1 con il portiere di movimento che ha messo in difficoltà il Meta Catania. Turmena calcia Kenji in scivolata, riesce a evitare pericoli. Musumeci al volo, pallone che esce, Gianluca Parisi. Kenji, Pulvirenti su di lui, ancora Kenji, Massimo Abate, Galletto, Kenji, fa salire la squadra, Alex verso Galletto, attenzione Galletto, non si capiscono con Kenji,
Peccato per la Sandro Abate che prova subito a farsi vedere in avanti. Siqueira, ecco qui la caratteristica del portiere del Meta. Sale, Siqueira la butta a Parisi, poi Parisi direttamente in porta, il pallone che esce. E anche questo il rischio del Meta Catania con Siqueira che praticamente svolge spesso il portiere in movimento. Musumeci, Turmena, Silvestri, Turmena, Musumeci, Alex su di lui, Silvestri trattenuto da Kenji, primo fallo in questo secondo tempo di Michael Kenji. Musumeci, salta Alex, poi si allunga il pallone, rimessa laterale. Alex, Massimo Abate, Galletto prova a salire, Galletto, Silvestri lo ferma e guadagna anche la rimessa laterale. In attesa dei risultati di stasera, sta maturando questo pareggio qui al Del Mauro. Turmena, ancora Turmena, Silvestri, Siqueira pressato da Galletto, Musumeci, Silvestri, Turmena, prova il tiro, Kenji, Siqueira, Alex intercetta, si dispera Alex perché aveva visto Siqueira fuori dai pali. Pulvirenti, Musumeci, ancora Musumeci, fa salire la squadra ma Kenji lo bracca bene, poi prende un leggero colpo Alex da Musumeci. Parisi, serve Kenji qui, Silvestri anticipa alla grande Kenji, Alex, Pulvirenti anticipa, Turmena, Siqueira, Musumeci, serve Turmena ma Kenji lo anticipa, Silvestri si trascina il pallone fuori, rimessa per la Sandro Abate con Gianluca Parisi. Galletto, Alex, prova a servire Galletto, vediamo, prova a caricare il destro, poi ferma tutto Michele Podda. C'è una deviazione, ancora corner in favore della Sandro Abate. Botta, Siqueira, Musumeci, di prima, ancora Musumeci, Podda, il tiro, il pallone che esce, Parisi. Prova a servire Gabriel Pina, il pallone ovviamente va dentro ma non è gol perché non c'è stata deviazione. Pulvirenti, rimessa laterale, Galletto, Parisi, Siqueira protegge su Botta, dentro anche Anderson, esce Pulvirenti, dentro Kenji esce Galletto,
per la Sandro Abate. Ancora Anderson, braccato da Kenji. Ancora Anderson guadagna il possesso, rimessa laterale per il Meta. 1-1. Siqueira sbaglia completamente Carmelo Musumeci. Rientra il portiere di movimento di Luccio. Kenji. Pina. Sbaglia Pina, attenzione Podda, la porta è libera. Musumeci, arriva Di Luccio e salva. Rimane in porta però, non c'è tempo. Bocao. C'è la deviazione. Rientra Gianluca Parisi. Si salva la Sandro Abate, poteva essere un'occasione. Podda. Bocao. Anderson non riesce nell'intento. Intanto c'è un po' di protesta per la Sandro Abate. Parisi. Gabriel Pina, spinto. Poi Bocao va a terra. Siqueira, Kenji, Anderson. Ancora Anderson, botta, ferma tutto. 15 minuti ancora qui al Del Mauro. Musumeci. Podda. Musumeci. Podda, qui sbaglia Podda. Pina prova a approfittarne. Bocao ferma tutto. Va a terra. Un po' di confusione. Poi Anderson fermato da Vincenzo Botta. Podda. Siqueira. Anderson, il pallone esce, rimessa laterale per la Sandro Abate con Kenji. La butta fuori Kenji, sente la pressione di Anderson. Musumeci. Musumeci. Siqueira. Prova il tiro, Parisi, poi sulla ribattuta, Podda, ancora Parisi, Anderson, non è finita, Podda, la butta in mezzo, Bocao, il pallone va fuori, doppio grande intervento di Parisi e poi Bocao sulla terza occasione la butta fuori. Ci prova il Meta Catania. Rivediamo qui, Siqueira, calcia, Parisi, poi Podda e ancora Parisi. Anderson qui. Calcia, Podda, la butta in mezzo, Bocao direttamente fuori. Portiere di movimento ancora per la Sandro Abate. Con Di Luccio. Dentro Pulvirenti. Kenji, Alex. Ancora Alex. Kenji. Gabriel Pina, devia il capitano Musumeci. Alex. C'è la pressione di Michele Podda. Alex qui stava per perdere il pallone. Rimessa laterale per il Meta Catania. Ritorna in porta Gianluca Parisi. Podda.
Siqueira. Sbaglia. Rimessa laterale per la Sandro Abate. Galletto. Kenji. Parisi. Alex. Serve Pina. C'è un po' di spazio. Vediamo. Pina. Alex. Serve Pina. Pina prova a servire Alex. Pallone che esce. Peccato, perché poteva essere un'ottima occasione per la Sandro Abate. Bocao sbaglia il passaggio. Voleva servire Pulvirenti. 13 minuti alla fine dell'incontro. 1-1. Alex non riesce a tenere il possesso. Bocao. Musumeci. Ancora Musumeci. Salta Kenji, ma non Parisi, che esce alla grande. Attenzione Kenji. Bocao ferma tutto. Rimessa laterale. Kenji. Siqueira di testa. Portiere di movimento per la Sandro Abate, con Di Luccio al posto di ovviamente Parisi. Kenji. Alex. Pina. Alex. Kenji. Pina. Alex. Pina. Alex. Fa salire la squadra. Siqueira, attenzione. Senza portiere la Sandro Abate. Pina su Turmena. E poi sbaglia, attenzione Galletto. Riparte la Sandro Abate. Galletto verso Alex. Silvestri. Salva, rimane a terra Alex, attenzione. Alex rimane a terra e Turmena butta il pallone fuori. Protestava Turmena. Alex rimane a terra. Forse uno stiramento per il giocatore della Sandro Abate. Turmena si lamentava praticamente perché c'era il contropiede del Catania e forse si riferiva al fatto che Alex avrebbe fatto finta. Vediamo se il numero 5 della Sandro Abate si rialza. Applausi per Alex, dentro Massimo Abate. Siqueira. Bocao. Turmena. Turmena prova a superare Galletto, non ci riesce. Rimessa dal fondo per la Sandro Abate con Gianluca Parisi. 12 minuti alla fine della gara. Parisi. Siqueira. Subito per Pulvirenti. Bocao. Pulvirenti. Turmena. Bocao. Pulvirenti pressato da Vincenzo Botta. Bocao. Pulvirenti. Botta lo fa passare. Grande prestazione di Vincenzo Botta, che sta dando una mano alla Sandro Abate. Pina. Alex, anzi scusate, Massimo Abate. Prova a saltare il numero 4 Giulio Musumeci. Vediamo Pulvirenti. Musumeci. Il pallone esce. Parisi. Gabriel Pina. Ancora Pina.
Prova il tiro, alto, applausi del Mauro. Ci prova la Sandro Abate con Gabriel Pina, l'autore del gol dell'1-1. Turmena, Giulio Musumeci. C'è il fallo da parte di Massimo Abate. Un po' di proteste. Massimo Abate che è già ammonito, quindi ha rischiato. Un po' di proteste tra Massimo Abate e Musumeci. Tanto da indicazioni Piero Basile ad Alex. Bocao calcia, c'è la deviazione proprio di Massimo Abate. Qui Turmena calcia, il pallone esce. Rimessa laterale per la Sandro Abate, rientra Alex. È pronto anche Di Luccio da qualche minuto con la maglia dei portieri di movimento. 11 minuti, amici di Vivo Azzurro. 1-1. Parisi pressato da Giulio Musumeci. Attenzione qui, Alex viene atterrato. C'è un po' di scontro tra Bocao e Alex. C'è un cartellino giallo proprio per Alex, che si è innervosito su questo fallo. Portiere di movimento chiamato da mister Piero Basile, che è in tribuna. Si sta innervosendo la partita. 1-1. Vediamo, Alex è stato ammonito su questa fase. Un po' di nervosismo a 11 minuti dalla fine. Gabriel Pina, portiere di movimento con Di Luccio. Pina, Alex, Pina, Alex, Kenji, pressa alto la meta. Turmena non riesce a tenere il possesso, ritorna in porta Gianluca Parisi. Silvestri, Turmena, Sicheira, ancora Sicheira, calcia Sicheira, Parisi, e poi non riesce però a tenere il pallone in campo. Sarà corner per il meta. Gianluca Parisi che dice ok all'arbitro. Pulvirenti, il tiro e trova il 2-1. Doppietta per Giovanni Pulvirenti. Distrazione per la Sandro Abate, che subisce il gol del 2-1. Festeggiano Turmena e Pulvirenti. 2-1, doppietta e subito portiere di movimento per la Sandro Abate. 10 minuti, ancora lunga la partita. Doppietta di Pulvirenti. Peccato per la Sandro Abate, che comunque se la sta giocando nonostante tutto. Rivediamo qui la parte finale del gol con Giovanni Pulvirenti che sigla il gol del 2-1. Doppietta per il giocatore della nazionale italiana. Pina, Alex, Kenji, Pina, Alex, Pina,
Di Luccio. Ancora Di Luccio. Alex. Sandro Abate che ci prova. Kenji. Pina. Galletto la butta in mezzo, ci sono una serie di deviazioni. L'ultima è quella di Silvestri. Sarà corner per la Sandro Abate Avellino. Pina calcia, ancora deviazioni di Silvestri. Galletto all'indietro verso Alex. Kenji. Alex. Di Luccio. Alex. Pina. Pina. Alex. Pina. Alex. Pina. Scambiano i due. Kenji. Alex. Gabriel Pina. Alex. Galletto. Poi qui Silvestri. Prova il tiro. Il pallone che esce di poco. Si salva in questa occasione la Sandro Abate. Di Luccio rimane portiere di movimento. Kenji, Alex, Pulvirenti mantiene il possesso. Ancora Pulvirenti, il tiro. Il pallone va fuori. Si divora un gol. Giovanni Pulvirenti che ha fatto una doppietta a porta vuota praticamente. Pulvirenti la butta fuori. Ecco qui, scivola Kenji. Il tiro di Pulvirenti. Il pallone alto. 2-1 per il meta, ma la Sandro Abate rimane in partita. Dolorante però Gianluca Parisi, forse su un'uscita precedente ha preso una piccola botta. Ecco il gol di Giovanni Pulvirenti che si è smarcato di Kenji. Galletto, salta Turmena, ancora Galletto, Silvestri, rimessa laterale, Turmena, Musumeci, Sicheira, Silvestri, ancora Silvestri, Musumeci, Turmena, Pulvirenti, Silvestri, Galletto prova a fermarlo, Kenji con la punta, Musumeci, Pulvirenti. Musumeci, Pulvirenti, ancora Silvestri, prova a calciare, qui sbaglia Turmena, pallone che esce, predica calma Gianluca Parisi. 8 minuti e 30 alla fine dell'incontro, 2-1, è tornata in vantaggio il Meta Catania ancora una volta con Giovanni Pulvirenti in una partita equilibrata. Pina, Di Luccio, Alex, Pina, ancora Silvestri, Pina lo ferma secondo l'arbitro in maniera fallosa. Terzo fallo per la Sandro Abate. Dentro Anderson, c'è un po' di nervosismo in campo. Comella applaude i suoi. Juanra invece beve nervosamente in panchina. Vediamo, Bocao è pronto su questa punizione. Vediamo cosa farà Bocao. Calcia, Parisi risponde presente. Sicheira, pressione di Luccio, Sicheira blocca Parisi, prova a servire subito Di Luccio, ma anticipa Carmelo Musumeci. È pronto Kenji con la maglia del portiere di movimento. Abate, ancora lui, pressione di Anderson, Di Luccio, pallone che esce, rimessa laterale per la squadra ospite.
Carmelo Musumeci. Podda. Siqueira. Ancora Siqueira. Musumeci. Serve. Podda, il pallone che esce. Parisi rimane a terra. Time out in favore della Sandro Abate. Noi ci fermiamo per qualche secondo. Si riprende qui al Pala del Mauro. Parisi sembra non farcela per continuare questi ultimi 7 minuti. Si sta riscaldando il portiere Cristian Lauro. Intanto vediamo, sì, Cristian Lauro in porta. Per l'esordio dovrebbe essere in Serie A dopo, in casa, dopo la partita contro la Roma. Quindi seconda presenza per Lauro. Anche se è pronto Kenji con la maglia di portiere di movimento. Alex. Siqueira. Qui forse con il braccio Turmena. Anche Massimo Abate lamenta il colpo di mani. 7 minuti e 20 alla fine dell'incontro. Rientra Anderson. Musumeci. Siqueira direttamente in porta, pallone che esce. Lauro. Alex. Anderson, serve Podda. Lauro. Grande intervento del portiere della Sandro Abate. Attenzione, Galletto vince il rimpallo. Galletto, Siqueira. Poi Pina. Qui Galletto riesce a tenere il possesso palla, scivola, ma è un pallone buono per il Catania. E Lauro esce alla grande, il portiere numero 22 della Sandro Abate. Poi qui Gabriel Pina, pallone che esce. Rimessa laterale in favore del Meta Catania. Galletto che con un colpo di testa praticamente in modalità scivolata è riuscito a tenere il possesso palla, ma ha dato un contropiede al Meta Catania, un contropiede involontario ovviamente. Siqueira, ancora lui. Musumeci prova a servire Bocao. Alex predica calma il mister Comella. Musumeci. Alex intercetta. 6 minuti e 20. È tutto aperto ancora. Poi vedremo anche le condizioni di Gianluca Parisi. Attenzione, Anderson prova a girarsi. Musumeci con la punta trova il 3-1. Festeggiano i giocatori ospiti. 3-1 a 6 minuti dalla fine
Carmelo Musumeci, che fa la stessa esultanza di Reinders con il Milan. Vediamo qui Musumeci, la puntata, trova il gol del 3-1. Portiere di movimento subito per la Sandro Abate con Kenji, Alex, Di Luccio, Kenji, Di Luccio, Alex, Gabriel Pina, prova a buttarla in mezzo, ancora Pina, Pulvirenti, Turmena, senza portiere la Sandro Abate, Musumeci, Di Luccio recupera, Alex, Pina, esce bene, poi c'è un colpo di mano di Bocao. 3 falli per parte in questo secondo tempo, 5 minuti e 50 alla fine. Alex, Di Luccio, serve una fiammata per la Sandro Abate per riaprire la gara. Di Luccio, anzi Alex, scusate, prova a servire Kenji, intercetta Musumeci che prova un colpo per cercare il gol del 4-1. Rientra Lauro. Galletto, Alex all'indietro verso Gabriel Pina, Alex, Galletto, portiere di movimento Kenji, Gabriel Pina, 5 minuti, Di Luccio, Pina, Alex, Di Luccio, Di Luccio, c'è un po' di spazio, Kenji all'indietro verso Pina, si difende bene la meta Catania in questa fase. Di Luccio, Kenji, c'è la deviazione di Bocao che salva l'estremo difensore del meta. Galletto, Pina, Kenji, Pina, Alex, Pina, Alex, atterrato da Turmena, ammonito anche Turmena. Quarto fallo per il meta. Turmena ammonito, quindi si riparte. Di Luccio, Pina, Alex, Di Luccio, Alex, serve Kenji, Alex, Kenji, Di Luccio, la butta in mezzo, spazza la difesa del meta. 4 minuti e 13. Alex, Di Luccio, Kenji, Siqueira, Di Luccio, Pina, Alex, Pina, Alex, Di Luccio, Alex, Pina, gira la Sandro Abate, Alex, Di Luccio, Siqueira, prova il massimo sforzo la Sandro Abate. 3 minuti e 40 alla fine. Pina, Alex, Pina, Di Luccio, Pina, Alex, Pina, Kenji,
Di Luccio, anzi Galletto, fischia il rigore, mano in area di rigore, calcio di rigore per la Sandro Abate, fischia il secondo arbitro e quinto fallo anche per la squadra locale, quindi anzi la squadra ospite, quindi al prossimo fallo comunque sarà tiro libero. Intanto calcio di rigore, rivediamo dalla replay qui, Galletto la butta in mezzo, effettivamente tocco c'è, eppure è evidente, rigore quindi per la Sandro Abate. Tanto Musumeci che parla con Alex, Siqueira contro Alex, 3 minuti e 23, vediamo se la Sandro Abate riapre la gara, vediamo. Prende la rincorsa Alex contro Siqueira, fischia l'arbitro, è pronto il diavolo, il tiro di Alex e c'è il gol del 3-2, accorcia le distanze Alex. Intanto protesta Siqueira, non gradisce forse l'esultanza. Intanto Alex che viene redarguito dal portiere Siqueira. 3-2, mancano 3 minuti e 20, la partita si riapre nel finale, c'è un time out forse, esatto, per il Meta Catania. Noi ci fermiamo per qualche secondo. Eccoci in live, rigore che abbiamo visto nelle immagini, vediamo se c'è un altro replay giusto per confermare. Eccolo qui, rivediamo Galletto, tocco di mano da parte del numero 6 Polvirenti, rigore c'è per la Sandro Abate. E poi qui il tiro di Alex che non lascia scampo a Siqueira, riapre l'incontro per questi ultimi 3 minuti e 20. Ovviamente ora ci può essere anche il fatto che la Sandro Abate deve recuperare, quindi riproverà più volte col portiere di movimento. Pochi minuti, 3 minuti e 20, ma sappiamo che il futsal è uno sport particolare e anche un secondo può essere letale. Siqueira, Bocao, Turmena, Musumeci, inizia a fischiare il Del Mauro. Musumeci, Alex mette il fisico, sarà possesso per la Sandro Abate. 3 minuti e 6, dovrebbe rientrare Kenji. Ricordiamo che il Meta Catania è già in bonus, ha commesso già 5 falli, questo potrebbe essere un rischio proprio per la squadra ospite. Dentro Kenji, portiere di movimento, applausi del Mauro che prova a spingere i suoi a conquistare il pareggio. Alex, 2 minuti e 40, Di Luccio, Pina, ancora Pina, calcia, poi c'è Di Luccio, qui Pulvirenti intercetta, poi Turmena direttamente fuori. Portiere di movimento, si riavviva la partita. Di Luccio, Pina, Alex, Kenji, Alex, 2 minuti e 10, Alex, Di Luccio,
Kenji la butta in mezzo, Galletto spinto, chiede un altro rigore, poi Pulvirenti, il tiro e trova il 4-2 il Catania. Trova il 4-2 il Catania, ancora con Pulvirenti, tripletta per il giocatore del Meta Catania che esulta e rimette le distanze di 2 gol. Di Luccio stavolta portiere di movimento, 2 minuti, si complica ora la partita della Sandro Abate. Ecco qui, spinto Gennaro Galletto, Pulvirenti non ci pensa 2 volte, senza portiere, il tiro, il pallone entra, protesta la Sandro Abate per un fallo su Galletto. Pina, Alex, Pina, Di Luccio, Pina, Alex, attenzione Galletto, poi Siqueira direttamente in porta, il pallone che esce, poteva essere il gol del KO per la Sandro Abate. Di Luccio, Kenji ci riprova, vediamo se riesce a trovare il gol della speranza la Sandro Abate. Alex, Pina, Alex, Di Luccio, Pina, Di Luccio, Pina, 1 minuto e 20, Kenji il tiro, il pallone che esce, non ci arriva Galletto. Esulta la panchina del Meta. 1 minuto e 20. Siqueira, serve Turmena, fischia il fallo l'arbitro, secondo l'arbitro appunto Gabriel Pina ha toccato Turmena, vediamo nel prossimo replay. Siqueira, vediamo in contropiede qui, sì, va fuori tempo Gabriel Pina, ci sta il fallo da parte del numero 8. 1 minuto e 14, possesso per il Meta, 4-2 il risultato è ancora in bilico. Musumeci all'indietro verso Siqueira, ovviamente ora il Meta non prova ad attaccare, qui il tiro di Siqueira blocca Lauro. Kenji, portiere di movimento, Di Luccio, ultimo minuto per le speranze della Sandro Abate, deve trovare immediatamente il gol se vuole sperare. Pina, Kenji, Di Luccio, prova lo scavetto, il pallone che esce. Comunque ottima prestazione delle due squadre. 50 secondi. Siqueira, possesso palla ancora per la Sandro Abate. Pina prova ad accelerare, ancora Pina, prova il tiro, c'è la deviazione di Giovanni Pulvirenti che per me è stato il migliore in campo, oltre la tripletta, tanta qualità per Pulvirenti. Gabriel Pina, vediamo, ultimi 30 secondi. Pina prova a servire Galletto, il tiro, esce Siqueira. Pina, Galletto anticipa Turmena, 20 secondi. Galletto, Pina, qui sbaglia Pina, Pulvirenti prova il tocco e il pallone va in rete. Il pallone va in rete. Ancora Giovanni Pulvirenti. 5-2. E la partita finisce. Intanto scontro anche fisico. La partita ormai è finita ovviamente. 5-2. Espulso Di Luccio. Quindi il Meta Catania conquista la vittoria.
partita comunque sofferta fino all'ultimo. Ricordiamo i prossimi impegni: il Meta Catania impegnata il 2 maggio alle 19:30 contro la Roma in casa, mentre la Sandro Abate il giorno 3 andrà in casa della Pirossigeno Cosenza. Espulso Di Luccio, 12 secondi alla fine, 5-2. Quindi sta per finire l'incontro. Quindi la partita è finita. Il Meta Catania conquista i 3 punti qui al Del Mauro di Avellino. È solo questione di tempo. Alex infatti fa scorrere i titoli di coda. Noi ci vediamo ovviamente per la prossima partita in casa della Sandro Abate. Applausi per le due squadre. Finisce così: Sandro Abate 2, Meta Catania 5. Ci vediamo alla prossima partita in casa della Sandro Abate. Buonasera a tutti amici di Vivo Azzurro.